Ho detto non la ricomincio più perché cioè ho detto vabbè. Ok. Allora, ok. Cari amici telespettatori e lettori di Verona News, ben ritrovati, buonasera. Ritorniamo con il nostro appuntamento dei podcast, il nostro formato di approfondimento e di ricerca in una situazione di grande emergenza e di grandi cambiamenti. Lo sappiamo, la stiamo aspettando, la commentiamo tutti i giorni, questa fase 2, e la vogliamo leggere con tutti gli occhi possibili di tutti gli autori, e ne parliamo con Renato Della Bella, presidente di API Industria Confimi Verona. Grazie per la sua disponibilità. Buongiorno, grazie a voi. Come si faceva un tempo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, vogliamo un attimo compendiare in pochi minuti qual è il grande ruolo importante e chi rappresenta API Industria. API Industria a Verona è presente da oltre 53 anni. Siamo l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, soprattutto manifatturiere. Quindi il nostro focus sono, per capirci, le aziende dal 1 milione di fatturato e 2-3 dipendenti ad aziende fino a 100-150 milioni, ma la nostra media è intorno ai 20-25 milioni. Okay, e dipendenti anche lì tra i 20 e i 30. Soprattutto manifatturiere, quindi molto rappresentate nel metalmeccanico. Abbiamo una forte presenza tra i marmisti, nell'agroalimentare, nel tessile, nella lavorazione del legno, nell'edilizia e nei servizi alle imprese. Quindi i nostri oltre 800 associati, diciamo che coprono tutto il tessuto manifatturiero del nostro territorio, e API Industria è una delle principali territoriali aderenti alla Confederazione Confimi, che è presente a livello nazionale e che anche come appunto confederazione vuole tutelare e rappresentare le PMI nazionali, soprattutto del nord Italia. Ecco, avete sentito, sono gli ingredienti più vivi e più pulsanti di quello che era, ma deve tornare a essere insomma la nostra spina dorsale economica e industriale. Come allora vogliamo identificarla così: come si è svegliata API Industria idealmente la mattina del 9 marzo, quando è stata estesa la zona rossa a tutta Italia, e diciamo come la sta vivendo, ecco, in che condizioni siamo. Voglio trattarlo con un gergo anche più medico che ormai è sotto la bocca di tutti. Allora, io la seguo su questa interpretazione medica e le posso dire che in questo momento, dal 9 marzo ad oggi, io penso che dobbiamo distinguere due macro comparti: le aziende che fanno parte di quei codici ETECO, delle filiere che sostanzialmente stanno lavorando, anche se magari non al 100%, però comunque non hanno mai smesso di lavorare e comunque in qualche modo riescono a tenere aperti i loro siti produttivi. E invece le altre aziende, che io definisco che stanno vivendo una situazione di anestesia, perché siamo praticamente tenuti sedati, perché il carattere dell'imprenditore non è quello di stare fermo a subire gli eventi, ma cerca sempre di essere protagonista. Quindi in questo momento siamo sedati e quando ci risveglieremo, spero il più in fretta possibile, capiremo quanto è dolorosa la ferita e quanto ci vorrà per farla ricicratizzare, perché paura che le ferite saranno molto 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 profonde. C'è per chiamarla così una cenerentola rispetto a tutto il comparto che subisce di più? Ma guardi, in questo momento i settori completamente fermi sono l'edilizia, completamente ferma sostanzialmente dal 16, anche se in realtà si era già fermata dal 9. La lavorazione legno, quindi mobili, completamente fermi. La moda, il tessile, completamente fermi. Qualcuno si è riconvertito a provare a fare qualche mascherina, ma insomma, diciamo più per una questione di voglia di non arrendersi all'azienda chiusa come effettiva opportunità di business.
E quindi questi sono i settori che indubbiamente stanno soffrendo in maniera terribile. Il metalmeccanico, grazie alle filiere codice Ateco, diciamo che è un 50 lavora e un 50 è fermo, mentre servizi all'impresa, che siano di pulizia, di sanificazione, comunque informatico, devo dire che magari chi con lo smart working, chi perché invece è essenziale per la pulizia appunto dei supermercati, degli ospedali, riesce a lavorare. Come si può ripartire? I parametri, quelli che sono le manovre e le soluzioni per poter dare il là all'impresa italiana in generale. Ora qui in sovraimpressione sta scorrendo, diciamo, il suo ultimo contributo, ecco, che è di pochi giorni fa, dove lei parlava di liquidità e di evitare che le imprese si indebitino. Se può amplificare questo concetto? Assolutamente, nel senso, allora dobbiamo avere ben chiaro qual è il problema che avranno le aziende nel momento in cui ripartiranno. Dividiamo l'aspetto sanitario dall'aspetto finanziario ed economico. Sull'aspetto sanitario siamo pronti, nel senso che i protocolli sanitari erano già stati condivisi con le organizzazioni sindacali già dal 14 marzo scorso, quindi le aziende che stanno lavorando, tanto è vero che il 50% di fatto è operativo, lo stanno facendo in sicurezza perché non ci sono dati relativi a contagi nelle nostre aziende, neanche in quelle più grandi, quindi il comparto aziendale è assolutamente pronto a ripartire in sicurezza. Il problema è come ripartire, perché se riusciremo a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, il problema è capire come sostenere le aziende dopo, ripeto, 6, 7, 8 settimane di chiusura a seconda dei settori. Il problema della liquidità, il problema finanziario l'abbiamo subito individuato come il principale problema da affrontare, perché bisogna capire bene cosa si intende per carenza di liquidità nell'azienda. Carenza di liquidità sostanzialmente può essere generata da due diversi fattori. Uno è un ammanco di fatturato, che indubbiamente ci sarà in questi mesi, però una volta che viene quantificato, nel senso che un'azienda, che tutti gli imprenditori che ci ascoltano sanno, è composta da costi fissi e costi variabili. I costi variabili li abbiamo azzerati tutti perché siamo sostanzialmente fermi. I costi fissi, gli affitti, le bollette dell'elettricità, come si può dire, le tasse che dovremo pagare, quelli ci sono, stanno andando avanti, ma rappresentano mediamente un 20% del nostro costo generale del mese. Quindi un mese, 2 mesi di costi fissi c'è poco da fare, li dovremmo finanziare, ma posso dire che essendo un sistema industriale nostro sano, si può pensare di coprire questo ammanco. Il problema, molto più grave, di cui la politica non sta parlando in maniera compiuta, è quello della tutela del credito. Nel senso che in questa fase, con le formule che ci sono state proposte di indebitare le nostre aziende per far fronte agli ammanchi finanziari, si sta sostanzialmente dicendo alle aziende che devono anche coprire i mancati incassi di questi mesi e, problema ancora più grosso, essere in grado di coprire i mancati incassi dei prossimi mesi. Allora, capisce bene che un conto è coprire un buco di fatturato. Certo. Un conto è coprire un rischio credito sugli incassi delle fatture. Questa è una partita fondamentale per il futuro delle aziende che noi stiamo cercando come Confimi, come Apindustria Verona di portare su tutti i tavoli della politica, ma ci stiamo accorgendo che è molto molto difficile, perché quando si parla di liquidità tutti pensano che facendo arrivare dei soldi, sperando che le banche ce li diano, è tutto risolto. In realtà non è così, perché questi soldi bisogna decidere a che cosa devono essere destinati. Se devono essere destinati a coprire, ripeto, un ammanco di fatturato, serve 10. Se invece devono essere destinati a coprire una filiera che non riesce a pagare, allora serve 100. E capisce bene che è molto differente dire un imprenditore indebititi per 10 o indebititi per 100. Proporzioni che appunto lei ha esemplificato con 10-100, ma poi c'è tutto un riverbero sottostante, perché si tratta anche poi di riuscire a... c'è la parte anche di ammortamento, secondo me, per l'obsolescenza di alcune strutture, e poi sono anche stipendi, quindi le voci di costo penso siano tante, ecco, in questo senso. Il fatto del rapporto 10-100 è proprio perché in realtà alcuni costi come gli stipendi
obiettivamente dobbiamo dire che sono coperti dalla cassa integrazione, quindi non sono costi che sosterremo noi. Sugli ammortamenti, come diceva lei, si può pensare di dire ammortizzo meno e quindi ho un'incidenza di costo inferiore, ma ci sono dei costi vivi che, ripeto, possono essere gli affitti, possono essere le tasse, possono essere le bollette energetiche che comunque ci sono, possono essere il minimo di personale che comunque serve anche quando l'azienda è chiusa. Ecco, allora questo genere di costi non riusciamo a comprimerli. Il problema grosso, ripeto, è che il credito, il rischio credito, o meglio, visto che lei parlava di ripartenza, la possibilità di tornare a lavorare pensando solo a far di nuovo bene il proprio lavoro, possibilmente anche meglio, e non avere l'incubo della gestione della finanza dell'azienda, è fondamentale per il nostro tipo di imprenditore, che è molto bravo a fare, non a gestire finanziariamente la propria azienda, è più bravo a fare i prodotti e a vendere in giro per il mondo. Un auspicio dell'incoraggiamento della natura che ci costituisce noi come popolo. E l'ultima domanda, proprio per lasciarci così, se riescono ad essere enumerate in 2 o 3 punti quelli che sono i consigli che lei dà come presidente per una ripartenza generale. Allora, sicuramente io in questo momento posso dire, cari politici, prima cosa, nella gestione della ripartenza, delle necessità, coinvolgete gli imprenditori. State soltanto affiancandovi di consulenti, di manager, di medici, perfetto, ma manca la voce di chi è in grado di gestire le aziende, che vuol dire prendere decisioni, tutelare i propri dipendenti e massimizzare il rapporto costi-benefici, cosa che alla politica non è molto chiara in questo momento di scarsità di risorse finanziarie. Quindi sicuramente dobbiamo essere coinvolti molto di più. Dopodiché bisogna cogliere l'opportunità per tradurre in concreto dei bellissimi slogan, cioè utilizziamo questo periodo per rivedere tutta una serie di processi e eliminare o ridurre la burocrazia. Ecco, facciamo in modo che questa situazione, una volta che viene, speriamo, attenuata dalla riduzione dei contagi, dalla riduzione dei morti, non ci porti a cercare di riprodurre la stessa situazione esistente fino a fine febbraio. Cerchiamo veramente di farla diventare un'opportunità per migliorare e per cercare di creare delle condizioni per il futuro fondamentali. Terzo aspetto, il ruolo pubblico. Mai come in questo momento ci si rende conto che lo Stato serve, anche in territori come il Nord Italia, il Veneto, che di natura hanno sempre detto lasciateci fare, stateci più lontani possibile che ci pensiamo noi. Purtroppo in questo mondo globale un virus impalpabile ha messo in ginocchio il mondo. E quindi l'unione tra pubblico e privato è fondamentale e in questo momento bisogna avere il coraggio di scelte e il coraggio di investimenti importanti in infrastrutture e nello sviluppo del nostro territorio. Se riusciremo a mettere insieme queste 3 macro tematiche, un approccio positivo, una fiducia reciproca, un veramente lavorare di squadra come in Italia non siamo abituati, siamo un paese di individualisti, allora ce la potremo fare, altrimenti sarà veramente molto molto difficile. Ecco, proprio in extremis dell'extremis, la sua ultima considerazione mi dà modo di fare un'altra domanda. Potrà essere questa l'occasione per cui effettivamente si crei una sorta di sistema Italia, se non sistema Verona, cioè questo individualismo di ognuno traccia la propria strada è ancora percepito, oppure potrebbe essere magari questo virus potrà portare a deve essere costruito. Okay. Deve essere costruito. Guardi, noi siamo bravi, oggi sentiamo tutti parlare con slogan e bisogna avere l'umiltà di calarsi nel pratico, di avere un percorso, un obiettivo da conseguire tutti insieme e di cercare di fare veramente squadra. Ieri il sindaco, riunendo le associazioni datoriali, ha detto una cosa molto vera. Ha detto: signori, la classe dirigente in questo momento siamo noi e quindi nessuno se l'aspettava di dover gestire una situazione di questa complessità, però noi abbiamo l'onere e la responsabilità di far uscire, ognuno per il proprio ruolo, il nostro territorio più forte di prima. Ecco, questo è un discorso che ho apprezzato tantissimo dal sindaco Sboarina. Adesso bisogna concretizzarlo, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con le proprie idee e ognuno con
la capacità di ascoltare gli altri, di condividere le idee senza pensare di avere la soluzione in tasca da solo. E questo è il monito di Renato Della Bella, presidente di Api Industria Confimi Verona, che ringrazio davvero per la pazienza, noi sappiamo per quale motivo, e per la disponibilità ad essere stato qui alle nostre telecamere di Verona News. Grazie, in bocca al lupo, ci risentiamo presto, buon lavoro davvero. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie.